Il bosco dei sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Vorrei introdurre la nuovissima ospite che torna a trovarci prendendo un pezzettino di una sua recentissima intervista che dice proprio questo. Ero una ragazza che aveva voglia di vivere e sperimentare. Non mi sono fatta bloccare da un percorso di vita canonico che sembrava già scritto. Prima vai a scuola, prendi il diploma, fai l'università, poi il matrimonio, i figli. Questa prospettiva mi soffocava dentro di me. Pensavo, ok, ma in tutto questo, quand'è che si vive? Mi dava l'idea di una non vita. Invece voglio essere io a scrivere il libro della mia vita. E ben ritrovata e benvenuta, cara Luce Caponegro. Ciao ragazzi, ciao, ma che bellissima questa presentazione, grazie, in effetti è proprio così, è proprio vero, è stato proprio così. Poi ho anche tutto questo ha un prezzo, quindi si paga la libertà a caro prezzo, lo voglio dire a tutti. Quindi vivendo e scoprendo quanto costa questa libertà, poi a posteriori ho capito che in effetti per quello tanta gente preferisce seguire il seminato, no? La strada canonica, quella già tracciata facile facile, perché comunque è impegnativo. Ma certo, però io ho notato che chi prima o poi nella vita prende un percorso olistico, nel senso proprio che poi diventa rivolto agli altri, tendenzialmente ha avuto proprio questo stile, se non di vita, ma di anima, di animo, cioè dell'essere un po' controcorrente, un po' fuori dagli schemi, di voler un po' essere se stessi fino in fondo, costi quel che costi. Come sei tu, cara Luce? Esatto, esatto. Senti un Proviamo. po', però una cosa, una curiosità che l'altra volta non ti ho chiesto, ma questo bel nome, Luce, da dove deriva? Nel senso, chi te l'ha dato? Allora, ovviamente i miei genitori, ma l'ho ereditato dalla nonna, Mm, quindi la nonna paterna. Lei si chiamava Luce e devo dire che portava questo nome in modo esemplare in quanto era biondissima, sembrava una svedese, e pur essendo italiana, e occhi azzurrissimi, quindi insomma le stava proprio bene questo Luce. Forse a me rappresenta più come a livello energetico, no? Come sono io di anima, sì. perché poi in realtà io ho carnagione olivastra, occhi marroni, capello castano, insomma fisicamente non so quanto mi possa rappresentare nei miei colori, ma sicuramente il nome mi rappresenta molto a livello energetico di anima. È sempre bello poter parlare appunto di anima, di energia, di olistica a cuore aperto con te, che tra l'altro scopro che sin da giovanissima è un qualcosa che comunque ti ha mosso dentro, tant'è che ancora adolescente hai sposato un pochino la filosofia hippie vivendo in una comune, spostandoti poi addirittura in India, arrivando anche se serviva a mangiare i fiori, seguendo Sai Baba. È proprio una cosa Sì. innata, Luce. Sì, sì, tu pensa che io in questo momento sono seduta accanto al templietto che ho qui nel centro di Sei Baba, quindi il Sì. mio centro estetico e benessere, e è proprio qui vicino, qui alla mia sinistra, con tutte le pietre, con la giada, il quarzo rosa, è circondato da tutte pietre energetiche, ma io ho sposato l'olistico, come hai detto tu, da ragazzina, quando ancora non capivo cosa stessi facendo, un pochino proprio a livello di richiamo così animico, sai, io credo molto che i bambini sono ancora tanto collegati alla fonte e quindi hanno una loro sapienza, hanno una loro saggezza, ricordano tante più cose rispetto a noi adulti, no? E quindi se ti capita parlare con un bambino e lo interroghi su quello che era di là, vedrai che il bambino ti risponde e ti racconta delle cose che a occhi profani possono sembrare fantasie, ma in realtà un bambino che ha magari a 3 anni appena cominciato a parlare o ne ha 4, non è che abbia tante fantasie, in realtà lui ricorda il vissuto negli altri piani. È bellissimo, io una cosa che ho sperimentato anche con mio figlio, quello che adesso ha 16 anni, Sì. quando gli ho chiesto ma tu ti ricordi di là? E lui mi ha detto sì, c'era tanta luce, era bello. E ho detto e perché sei sceso qui se si stava così bene? Perché ho visto te, mi ha detto. E ho detto, ma dai, veramente, io avevo la pelle Mm. d'oca quando mi diceva queste cose, lui aveva
appena cominciato a parlare da poco, perché poi lui ha iniziato molto tardi, mio figlio ha iniziato a parlare a 2 anni e mezzo, quindi l'unica parola che diceva era mamma, è stata la prima parola che ha detto, che era piccolissimo, ma poi ha continuato a dire solo mamma. E quindi poi mi dico, ma perché allora sei venuto qua giù? Perché ho visto te, mi risponde, e allora perché volevi venire da me? E mi fa, sì, perché sei una mamma coccolona. E io ero veramente, lo guardavo così, mentre avvengono queste cose, senti proprio che l'energia si fa come densa, e lì percepisci la forza dell'universo, perché ci sono proprio delle caratteristiche specifiche quando tu incominci a sentire l'aria densa. Questo a volte lo percepiamo a livello energetico, anche se c'è qualcosa di brutto nell'aria, in una determinata stanza, che magari si può svolgere una situazione o di arrabbiatura o di cose non chiare, o che si sta Certo. scoprendo qualcosa di brutto. Si sente proprio l'aria che diventa densa. Ecco, questo può succedere sia a livello positivo che a livello negativo, quando c'è questa intensificazione dell'energia. Normalmente la gente così un po' più profana, dico io, mi piace chiamarla così profana perché magari non è abituata, non è stata abituata mentalmente a essere recettiva, perché poi da noi nella nostra cultura i nostri canali vengono subito bloccati fin da bambini, no? Cioè Già. i bambini vengono tacciati per fantasiosi, per bugiardi, per cose che vedono, cose che non ci sono. In realtà tante cose le vedono perché ci sono e come. È chiaro che c'è anche il mondo della fantasia, no? Di quello che crei con la tua mente, ma tanto invece proprio emozioni, energie, sensazioni, spiriti che si vedono, e sicuramente i bambini vedono più di noi, però la nostra cultura è quello di negazionismo, no? No, non è vero, no, non senti questo. E invece io, per esempio, mio figlio l'ho sempre cresciuto ascoltando tutto quello che lui sente, prova, vede, e i suoi canali infatti sono molto aperti. La sua è nostra vera natura, nel senso proprio di sviluppare il vero potenziale che è in noi, proprio appunto a livello di canali. Io ricordo benissimo, l'ho detto anche spesso qui al Bosco dei Sogni, che da bambino, ma proprio piccolo, 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 era ancora 2 o 3 anni, si è proprio aperto un canale in cui vedevo come fosse un film e non stavo affatto sognando perché ero sveglio una vita passata, quindi insomma più richiami vari. Sì, È la certo. normalità, cioè la non normalità è proprio questo voler soffocare, ma d'altronde fa un po' paura avere insomma un pianeta, insomma una popolazione che sa benissimo chi è e che capacità ha a livello di creatività, di creazione, co-creazione dell'universo stesso. Assolutamente. A E perché proposito, comunque vedi il mondo intorno a te, mi metto nei panni di un bambino, per esempio, che ha questi canali aperti, non hai nessuno, un adulto, una figura adulta, quindi come guida, che ti sostenga e ti aiuti a tenere aperti questi canali e anche a capirli, a comprenderli, no? E dargli proprio come posso dire, anche uno schema, anche di cristallizzare un po' con le parole queste energie che si sentono e si vedono, perché poi di fatto è giusto anche farlo, perché abbiamo anche il nostro cervello che funziona come un computer e bisogna inserirgli dei dati, no? Questo già. computer, senza negare tutto quello che è il valore energetico, va poi comunque in qualche modo, posso dire, non voglio dire razionalizzato, perché non si può cioè non si può razionalizzare, però si deve in qualche modo dargli una cornice, un'identità, un'identificazione che poi va inserito nei nostri chip mentali, ok? E D'accordissimo. questo proprio per matchare, no? Per mischiare tutto ciò che è il nostro sentire con anche quello che è il nostro computer di bordo, che è il nostro cervello. Quindi questa è lì la grande difficoltà, sia da parte di un genitore nell'essere guida energetica dei propri figli, e al contempo di un bambino avere la possibilità di essere guidato in questo suo sentire. Devo dirti che le nuove generazioni, nascono tanti bambini speciali che sono venuti proprio per portare Sì, luce nel mondo. soprattutto adesso si vede tantissimo questo. Sì, Si e devo vede. dire che anche ci sono tanti adulti che per fortuna hanno preso consapevolezza e coscienza
che tutto questo esiste, che l'energia esiste, che gli spiriti esistono, che i maestri illuminati esistono, che una fonte esiste, cioè che non siamo solo materia, ma forse siamo ancora più spirito che materia. C'è tanto di più e guarda, proprio ora come mai questo ultimo biennio ha dato una fortissima spinta a Sì. un aprire gli occhi, insomma, non solo sulla realtà vigente o quello che è stato finora che non vedevamo, ma proprio guardandosi dentro, esplorando appunto le radici della propria anima e il fatto che possiamo andare oltre a tutto questo buio. Sai, Luce, Sì. abbiamo iniziato, guarda che bello, parlando di bambini, di capacità, anche di creatività e di fantasia, e so che c'è un libro che sta arrivando che si intitola Da bambina sognavo di volare. A che punto siamo, Luce? Sì. Qua mi devo fustigare perché io ormai sto scrivendo questo libro da oltre 5 anni e lo so, tutti sono in attesa di questo libro e periodicamente mi chiedono. In realtà ho sentito proprio la Cairo Edizioni neanche una settimana fa che mi ha fatto la stessa domanda, allora ci siamo, perché a Natale vorremmo andare in pubblicazione, perlomeno riuscire. Allora, la verità è che sono ancora abbastanza ferma, cioè nel senso sono andata un po' avanti nel frattempo, perché sono andata un po' avanti, però ancora non esce imminentemente perché ancora ci sono dei capitoli da finire e io ormai mi sono detto ok, si vede che questo libro non doveva nascere prima e doveva andare così, non lo so perché, ma tutto ha un perché, c'è sempre un perché a tutto, solo che non riusciamo a coglierlo in determinati momenti, punti della nostra vita. Sì, da bambina sognavo di volare, il titolo l'ho scelto io, l'ho dato io perché effettivamente questa cosa è vera. Io da bambina, un giorno su 3 io sognavo di volare e questi sogni che facevo in modo ricorrente mi davano un'energia, una forza, perché io mi sentivo veramente di poter volare, io sentivo che potevo scappare ai pericoli, bastava che appunto muovessi le mie ali, le mie braccia e io volavo, mi alzavo e mi ricordo anche la fatica, per dirti quanto era reale il sogno, nello spiccare il volo, nel senso che non era mai una cosa così banale o scontata che io volassi, ma c'era proprio una fatica, c'era dietro una fatica, quindi delle volte avevo quasi paura, c'era un pericolo, avevo quasi paura di non riuscire a spiccare il volo e ci provavo e facevo una grandissima fatica, ma poi tac, alla fine davo quell'ultimo sprint e riuscivo a staccarmi da terra e volare, a volte soltanto 2-3 metri, ma già erano sufficienti magari a scampare dei pericoli o comunque a vedere dall'alto certe cose. E altre volte invece mi ricordo che riuscivo a volare molto molto alto, proprio tanti metri, soprattutto i palazzi. Ma questa sensazione era veramente bella e potente proprio perché non era così scontata e immediata. Sentivo proprio quasi la mia fatica fisica nel riuscire a librarmi in volo. E questo sogno ha accompagnato tutta il mio periodo di fanciulla fino a ragazza. Poi mano a mano sempre meno, ho sognato sempre meno finché purtroppo questa cosa l'ho persa. Ti dico la verità, mi è dispiaciuto tanto perderla perché, ripeto, io mi nutrivo a livello energetico, proprio era un sogno nutriente. Siamo a 40 secondi dalla pubblicità. Guarda, ti leggo qualcuno dei messaggi che sta arrivando. Qui non c'è bolletta che tenga. Max, stasera puoi anche spegnere la luce, tanto ci pensa lei a scaldarci e illuminarci. Mamma mia, oh che onore, oh, grazie, mamma mia. Poi c'è chi mi scrive, ti sto ascoltando proprio adesso, peccato che non esce per Natale, l'avrei regalato più che volentieri. Dai, il libro è un'energia... Grazie, questo per me è uno sprono, davvero. Sì, ma il libro è un'energia viva, cioè vivente, che sa quanto vuole e cosa ci vuole. Sentite, siamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo con Luce Caponegro, a tra poco. Rieccoci qui, il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5, siamo con Luce Caponegro, ci ha appena svelato un pochino anche del senso del libro che sta
finendo, da bambina sognavo di volare, ma perché lo sognava davvero di volare, e che fatica anzi partire, Luce, che fatica. Sì, e come dicevo, oggi che sono molto adulta e mi avvio verso, non so, l'età della saggezza piano piano, mi accorgo che purtroppo ho perso quell'energia in parte, non del tutto grazie a Dio, ma in parte ho perso quell'energia, quella forza, quel fuoco che avevo dentro, e è diventato tutto molto faticoso, molto difficile, e a volte ho la sensazione di essere, senza dare colpa all'esterno, ma so proprio io che sono scarica, per quanto ho la sensazione a volte di essere sopraffatta, ecco, sopraffatta in senso proprio negativo. Certo. Ecco, mi piacerebbe, chissà se adesso, dopo questa bella intervista che mi stai facendo, magari stanotte sogno di volare di nuovo, mi arriva una botta energetica. Ma sicuramente, magari. Ma sai, ti stavo dicendo poi al telefono che appunto c'è un grande cambiamento di vibrazione che coinvolge tanti di noi, ed è normale avere proprio questi periodi di scombussolamento, di forte senso di scarico. Però, la presenza c'è, la consapevolezza c'è. E sai anche cosa mi ha incuriosito? Il fatto che tu, come me, cioè ami tantissimo esplorare, crescere, sviluppare, cioè portare le cose che hai dentro di te fuori, rivolgendole agli altri. Ti faccio un piccolo esempio. Mi è piaciuto tantissimo sentirti parlare di una tipologia di massaggio che non conoscevo, che riguarda il viso, riguarda proprio il viso, una parte fondamentale di noi, in cui le mani dell'operatore a un certo punto seguono movimenti diversi, non simmetrici, proprio perché parliamo poi dei due emisferi per rimetterli in linea, in amorevole comunicazione. Cos'è questo bellissimo massaggio allora? Allora, questo massaggio è il Kobido, è un massaggio dell'antica tradizione giapponese, considerato proprio il massaggio dell'eterna giovinezza, ed è un massaggio che amo molto fare perché è particolarissimo, appunto, è molto tecnico, ha queste mani che fanno dei pizzicottamenti, degli sfioramenti, hanno tutte delle manualità molto veloci, a volte un po' più pesanti, a volte un po' più leggere, e soprattutto a un certo punto appunto le mani fanno due cose diverse, quindi da una metà del viso succede una cosa e l'altra metà ne succede un'altra. Questo qui fa sì che i due emisferi non comunichino più tra di loro, e proprio la persona molla, lascia e si addormentano tutte le donne. Adesso è un massaggio ovviamente che è fatto prevalentemente dalle donne, ma immagino che se lo facessi un uomo si addormenterebbe anche un uomo. Ma adesso ti dirò che ho un altro massaggio ancora più particolare, che è il bioenergetico dei 4 elementi, che mi è stato tramandato da una sciamana, che è uno spettacolo di massaggio. Si va a lavorare con gli elementi acqua, aria, fuoco, terra. Benissimo. Si va a lavorare molto sul piede, sulla riflessologia plantare, sulla riflessologia facciale, e si va a pulire con la campana tibetana che viene posizionata sui vari chakra, si vanno a ripulire le nadi e i chakra, e poi ci sono proprio delle manualità di ancoraggio energetico che vengono fatte sul corpo, e una pulizia dell'aura con la salvia sacra. È molto particolare, va provato. È molto completo. Tutte le persone che lo fanno dicono wow, mi hai rimessa al mondo, è bellissimo. Cosa ti sentiresti di dire un po' della pelle delle persone, nel senso l'organo più esteso che abbiamo, che ci fa sia da barriera ma anche da grandissimo ricettore addirittura emotivo, o appunto mappa emotiva. Per te la pelle che cos'è, che appunto anche proprio a livello olistico è un po' il tuo pane quotidiano, stare con le persone a contatto? Esatto, allora innanzitutto abbiamo recettori nervosi ovunque sulla pelle, che come hai detto tu è il nostro organo più esteso ed è il nostro confine, no? Tra il nostro mondo interiore e la realtà fuori, no? Il mondo esterno, tant'è vero che tante malattie psicosomatiche vengono, come posso dire, danno le loro evidenze, lo squilibrio sulla pelle e su tutto l'apparato epiteliale, quindi i capelli, le unghie, tutto quello che fa parte della pelle.
E niente, quando quindi anche lavorare per noi che lavoriamo, io parlo di estetiste molto preparate, non di estetiste Sì. della prima ora, ma chi si prende comunque la responsabilità di lavorare sulla pelle della gente facendo tanti corsi. Io ne ho all'attivo una cosa come 40 e poi dico sempre 40, ma in realtà sarà almeno 2 anni che dico 40, nel frattempo ne ho fatti tanti altri. Quindi è importante, cioè, essere preparate. Quando tu sei preparata, veramente il lavoro che tu puoi fare sulle persone è importantissimo, è una grande responsabilità ed è notevole, è tanto quello che puoi trasferire. Ma questo è frutto di tanto lavoro, tanto studio, tanta dedizione, tanti weekend che invece di essere stati passati a casa a riposarsi, a fare quello che uno voleva, andare a studiare, imparare. E quindi sì, ho creato un mio bagaglio personale di conoscenze importante oggi. Certo, di ricerca di sé. Ti ho detto, ci assomigliamo molto, non hai mai smesso, e la piacevolezza appunto di parlare e condividere con te è che si sente questa cosa. So di tue esperienze molto particolari, anche nel deserto, insomma, hai fatto incontri speciali, particolari, proprio perché la bellezza di riscoprirsi, ma poi anche donarlo agli altri, è una cosa che gratifica tantissimo. Ma perché questa poi deve essere un po' la nostra missione, ma di tutti, ovviamente di noi operatori, perché io mi sento proprio un'operatrice del benessere ancor prima che un estetista, perché, ripeto, la parola estetista è un po' riduttiva. Nasco da una scuola di estetica, ma poi io ho voluto continuare a conoscere, studiare e quindi mi sento più un'operatrice olistica. Parlando del deserto mi hai fatto venire in mente che ho appena fatto un corso con Max Calderan, che lui è proprio l'uomo del deserto, colui che ha tracciato la Calderan Line e anche un'associazione che appunto porta questo nome, che ha attraversato in solitaria 1200 chilometri di deserto. Caspita. È l'unico uomo al mondo, quindi è una leggenda vivente anche per le stesse persone che vivono, che sono nate e hanno sempre vissuto nel deserto, no? Le stesse popolazioni. E ho fatto con lui questo bellissimo corso dove ci ha dato così qualche pillola di saggezza, e sto dicendo questo per dire che noi siamo un po' chiamati a portare queste conoscenze alle persone. Così come io vado a imparare da varie persone, poi mi piace comunque trasmettere queste conoscenze, perché noi dobbiamo aiutare, in qualche modo portiamo dei piccoli semi, no? Di consapevolezza, di conoscenza, di benessere, di evoluzione umana, che può essere sia sul piano energetico, emotivo, emozionale, sia sul piano fisico, perché anche il fisico materiale ha bisogno delle sue cure, l'alimentazione, il movimento, La respirazione corretta. la respirazione, sì. che è un fondamentale anche proprio per detossinarci. È una cosa, la respirazione è molto importante sia per gli sblocchi emotivi, per i traumi, per detossinarci, per calmarci, per rienergizzarci. La respirazione è fondamentale, una di quelle altre cose che io ho studiato prima di tutto per mio piacere, per mia conoscenza. Non mi sento così preparata da insegnarlo, altre cose invece magari sì. Ok, guarda qui, il 277 finale scrive: mi sono collegato ora e mentre ascoltavo l'intervista a Luce mi ritrovo con gli stessi ricordi in merito a sogni di volo, ancora vividi nella mia mente, sorprendentemente uguali. Che bello. Pensa un po'. E il 625 che dice: Luce, ma non hai età in merito al fatto che ti senti un po' stanca? Guarda che non hai età. Davide il poeta pazzo. Caspita, ho fatto un'intervista proprio l'altro giorno. Io vengo da Valencia, ho fatto 2 giorni sveglia, sono veramente un po' sconvolta perché mi si è bucato un copertone in autostrada. Pure, ok. Meno male che erano le 2 di notte, sì, e non è successo niente, quindi ho dovuto chiamare un carattrezzi. Io stanotte ero lì sul carattrezzi che mi portava in giro, quindi ho dormito in macchina finché non ha aperto il carattrezzi che mi ha cambiato la gomma, e è stato il viaggio della speranza. Vabbè, ero a Valencia, tutto questo per raccontarvi che in realtà ero a Valencia e che ero al MotoGP
ed è stata una grandissima emozione. Mi sono nutrita di tante cose veramente speciali. Pensate che ero in Ducati nel momento che la Ducati ha vinto, che siamo diventati campioni del mondo, sì. Abbiamo portato il titolo a casa, e un giornalista appunto dopo mi ha intervistato, mi chiedeva ma hai dei rimpianti? E dicevo guarda, il mio rimpianto è che in realtà non mi basta tutta la mia vita per imparare tutto quello che vorrei, nel senso che io ho questa fame, ma proprio fame, che mi accorgo questo di essere magari un po' diversa da tante persone, dalla massa, che io ho proprio voglia di imparare, ma una cosa, cioè le mie, non so, colleghe estetiste piuttosto che amiche mi dicono ma la smetti di andare a far corsi, ma basta, ne hai fatti troppi, basta. E invece io ho sempre voglia di imparare, e il mio rammarico è proprio che non mi basta la mia stessa vita per imparare tutto quello che vorrei. E in questo è vero quello che ha scritto la persona prima, adesso non mi ricordo il nome, che dice non hai età, sì e no, nel senso che purtroppo l'età incomincia a sentirmela, e ho paura che mi manchi il tempo di imparare tutto ciò che voglio. Siamo sempre comunque anche indirizzati verso quello che veramente siamo un po' chiamati a imparare e poi a fare, a trasmettere. Poi è certo c'è tutto un mondo enorme di cose, ma sai quante vite abbiamo, Luce, che per poterci poi appunto ingrandire anche di frequenza, di vibrazione, imparare. Pensa a questo bellissimo messaggio che mi è arrivato. Luce dice di essere stanca, 2 punti. Ma io quando lei parla vedo i colori. Firmato Anna. Wow Anna, grazie, guarda, questo è un complimento stupendo, bellissimo. Sai che il nostro campo energetico ha dei colori quando questi sono belli, insomma, grazie Anna, veramente. Comunque sì, sento che sono a un bivio, all'ennesimo della mia vita, lo sento forte, perché e con voi lo posso condividere, perché sento che siete persone che viaggiamo un po' sulla stessa onda. Ho voglia proprio di costruire un corso e spero di riuscire a farlo. Vorrei farlo e spero di riuscire a farlo, anche perché ho trovato persone straordinarie, miei maestri con cui ho fatto tanti percorsi di crescita spirituale, con cui vorrei realizzare proprio questo sogno di fare un corso lavorando anche sulla sessualità, perché in questo io riuscirei anche a chiudere un po' un cerchio della mia vita, perché tante volte io stessa mi sono chiesta ma perché ho avuto così tanta curiosità di esplorare anche il mondo della sessualità. Sì. E facendo i corsi di crescita spirituale, no? Abbiamo lavorato tanto anche sulla Kundalini come appunto energia primordiale, l'energia pensa. Per chi non lo sa, è alla base del sacro, ecco. E la cosa bella che ho imparato in questi corsi, che tu puoi lavorare su questa energia amplificandola. In realtà tu puoi lavorare sull'energia tantrica semplicemente a livello energetico. Gli esercizi è molto molto presente la respirazione, il tipo di respirazione, ma ci sono anche determinati movimenti da fare. Mi piacerebbe tanto creare un corso di questo livello senza che sia in qualche modo, come posso dire, equivocato, reso troppo terreno, perché in realtà è un lavoro energetico. È un lavoro energetico, certo. È olistico. Sul tantra, sulla sessualità. Guarda, ho già avuto un ospite che ha anche scritto un libro della sua esperienza e che fa questo, e anche lei ha detto la stessa cosa, mi raccomando, non va assolutamente confuso, però appunto è una cosa di cui anche noi abbiamo già parlato ed è utilissima, è un qualcosa di veramente utile, importante. Quella pensa che è un'energia che ti porta a realizzare tutto, cioè anche proprio a scopo lavorativo, per parlarci in modo molto terreno, no? Il fatto che noi camminiamo su questo pianeta con un corpo fisico sta a significare quanto poi in realtà è importante che impariamo a rapportarci anche proprio all'aspetto più materiale della nostra esistenza, se no saremo rimasti tutti anime lassù, beate, felici, no? Dove non c'è dolore, dove c'è solo luce, dove c'è solo tanto amore. E in realtà
realtà ci mandano qui, no? A questa vita esperienziale, no? Proviamo, scegliamo, certo. Scendiamo giù e facciamo questa esperienza. Quindi io da giovane, per esempio, ero un po', come posso dire, snobbavo la parte materiale della vita. Lo dico, capisco che questo può creare un po' di confusione, perché uno dice, beh, insomma, tu hai lavorato con la tua fisicità, non mi sembra, ma in realtà io nella mia vita poi snobbavo i soldi li consideravo sporchi, brutti, le cose materiali brutte, cioè in realtà non è così, cioè, io ho dovuto poi in realtà confrontarmi e riequilibrarmi con questo aspetto. La materialità è importante per noi umani, dobbiamo confrontarci con quello. Ci sono dei maestri tibetani che ti dicono non si prega con lo stomaco vuoto, per capire, no? Certo. Quindi questo aspetto non va, come posso dire, allontanato da noi, demonizzato, no, fa parte invece del nostro percorso anche energetico spirituale, la materia fa parte, certo. E la dobbiamo sapere inglobare, mantenendo attivi tutti quelli che poi sono i nostri valori, la nostra etica, il nostro essere, ma non vanno, come dire, demonizzati. Cioè, i soldi sono belli, per intenderci. Come li faccio? Quella è un'altra domanda che dobbiamo porci. Non è che i soldi comprano tutto, no, non è assolutamente vero. Questo non è vero, però come non è vero i soldi sono sporchi e brutti, non è vero. Come ogni strumento, insomma, siamo noi che diamo valore alla cosa e nella modalità in cui saperlo usarlo, appunto, per il bene, per il fin di bene. Certo è che l'anima ha scelto un corpo fisico, la fisicità, per crescere di esperienza. Quindi il dolore era proprio quello di essere fermi lì con l'esperienza, di non crescere. Sai Luce, il tempo è volato, siamo in chiusura, non siamo riusciti neanche a sentire i 2 brani che ci hai portato e che tengo lì per la prossima volta. Visto la vita movimentata che hai, caspita, mi hai sorpreso, sei stata a Valencia, poi hai bucato proprio questa notte, insomma, ci è sfuggita come sabbia tra le dita questa intervista. Caspita, io che ti aspettavo così, ne propongo un'altra, cosa dici? Ma con voi sempre, perché volentieri. Guarda, ti dico tanti messaggi che arrivano di complimenti, di condivisione. Anche Roberto mi scrive: anch'io ho fatto sogni dove volavo nello stesso modo raccontato da Luce e nello stesso periodo di vita. Quindi proprio per dirti, vedi. Bello, bellissimo. Allora, bene, no, vi ringrazio perché con te è sempre un piacere confrontarsi, parlare con tutte le persone che ci ascoltano, hai un pubblico meraviglioso e quindi ringrazio tutti. Grazie di cuore a te Luce, intanto un grandissimo abbraccio. Ciao, un abbraccio. Ciao Luce e cari ascoltatori, noi ci sentiamo martedì della settimana prossima. Buona serata.